Ciao ragazzi, oggi sono tornato ad ammirare uno dei tesori artistici più preziosi e forse anche più nascosti di Verona, perché mi trovo all'interno dell'abbazia di Santa Maria in Organo, il più antico monastero di Verona. Qui dentro è custodita tutta la maestria di Fra Giovanni da Verona, che circa 500 anni fa diede vita a dei capolavori tra i più belli in assoluto dell'epoca rinascimentale, e non sto parlando soltanto di Verona. Questa è la famosa sagrestia che Giorgio Vasari, il grande storico dell'arte rinascimentale, nel suo leggendario trattato non esitò a definire la più bella sagrestia d'Italia, riconoscendo in questo un grande merito alla capacità artistica di Fra Giovanni, non replicata sicuramente in nessun altro ambito. Lo stesso Vasari definiva questo piccolo frate come persona eccellente e rara, valente in disegno ed opera. E devo dire che fa un certo effetto trovarsi qui di fronte a questi capolavori in cui si evince per l'appunto la grandezza di Fra Giovanni, questo piccolo monaco olivetano animato dal principio ora et labora, prega e lavora. E come se lavorò? Quando Fra Giovanni realizzò queste tarsie, siamo verso la fine del 1400, eravamo all'epoca in cui cominciava a intravedersi la prospettiva, che fu introdotta da personaggi del calibro di Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti. Fu un'intuizione, uno spunto culturale che anche Fra Giovanni riportò con raffinata eleganza nelle sue creazioni, in cui però unì anche dei temi a lui molto cari. Quindi non solo paesaggi, ma anche libri, strumenti musicali, animali e non ultime le arti che caratterizzavano la vita quotidiana d'un tempo, a richiamare l'umile laboriosità del quotidiano. Tutto questo è riportato soprattutto nelle sculture a lato delle tarsie. Ogni elemento rappresentato è caratterizzato da una forte carica simbolica e metaforica, con richiami al divino. Come potete facilmente intuire, quindi, in ogni tarsia, in ogni anta, c'è un patrimonio culturale e teologico veramente immenso, di grandissimo valore, che se volete voi potete approfondire usufruendo del servizio guide dell'associazione Verona Minor Jerusalem. Torniamo all'intarsio però, l'intarsio che è questa tecnica particolare grazie alla quale praticamente un quadro si compone usando dei pezzi di legno, una sorta di mosaico, diciamo così. Ma detta così sembra semplice. Provate però a guardarle bene queste tarsie e poi immaginate. Partiamo dal disegno, dal genio creativo, perché quantomeno occorre partire da un'ispirazione per affrontare dei temi. E qui ce ne sono veramente tanti. E poi pensiamo al legno. Fra Giovanni non usò un'unica essenza, usò quelle che poteva avere a disposizione in quel periodo. Ma oltre a questo, per avere tutte queste variazioni cromatiche e diverse anche variazioni di luminosità, elaborò e affinò delle tecniche speciali che prevedevano per esempio la bollitura del legno in oli penetrativi oppure in zolfo o in verderame, come hanno riportato lo stesso Vasari e altre fonti storiche, quindi lavoro di grande importanza. E poi c'era ovviamente la composizione, si trattava di metterli uniti tutti questi pezzettini che prima venivano tagliati, misurati e quant'altro. Quindi pensate alla pazienza, una pazienza a dir poco certosina, anche se questo era un altro ordine, però aspetta, sì. Una volta lasciata la sagrestia si possono ammirare altre due grandi opere di Fra Giovanni. La prima è questo leggio, posto al centro del meraviglioso coro ligneo, un leggio che è diviso in due parti. Nella parte bassa ci sono tre riquadri in cui spicca questo ritratto di un coniglio in un paesaggio collinare. Nella parte superiore invece le facciate laterali vedono ritratti una civetta e uno scoiattolo a richiamare la natura e gli animali, mentre sulle due facce inclinate sono riportati due corali, da una parte l'Alma Redemptoris Mater, dall'altra il Regina Celi. Infine il Grande Cero, altra opera straordinaria che si sviluppa in 4 metri di altezza, interamente scolpito in legno di noce massiccio. Si divide in 3 sezioni. Quella inferiore, con decorazioni vegetali, uccelli mostruosi, angeli, insomma un quadro particolarmente forte. Quella intermedia, sempre con temi vegetali e uccelli, ma anche con 3 delfini con dei festoni che escono dalla bocca.
quella superiore dove si scorgono 8 nicchie in cui sono scolpite le figure di altrettanti santi e 9 chimere sottostanti, 3 delle quali si vogliono tributate da Fra Giovanni a Dante, Petrarca e Boccaccio, i padri della letteratura italiana.